Stamani in prefettura lo scambio dei doni tra i rappresentanti dei gruppi folk, il prefetto di Agrigento e il sindaco. Ieri sera, tra le iniziative collaterali, l'inaugurazione del Food Village in piazza Stazione e lo street folk in via Atenea. Polemica del gruppo dell'ADC per la sosta dei camper in città, replica dell'assessore al ramo Carmelo Cantone. Il consigliere comunale Vaccarello interviene sulla Villa del Sole, la proposta di variante sia posta nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il progetto realizzato è diverso da quello illustrato dall'assessore Principato. Sventato un furto di motocicletta a Raffadali dai carabinieri della locale stazione. La Guardia di Finanza di Enna sequestra beni insicuri per 400.000 euro, sviluppi sull'inchiesta di mafia di ieri tra Catania e Messina, il parere del procuratore di Catania Curcio. Documento dei tifosi della curva sud dell'Agragas, si è toccato il livello più basso e mortificante della storia della squadra. Replica dell'onorevole Pisano, ho fatto tutto il possibile per salvare l'Agragas, ho portato sponsorizzazioni per oltre 60.000 euro. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 14 marzo, cerimonia di ricevimento dei gruppi partecipanti al Festival del Mandorlo in Fiore in prefettura di Agrigento stamani con il tradizionale scambio di doni che si è tenuto nell'ambo del Palazzo del Libero Consorzio. A fare gli onori di casa il prefetto di Agrigento Caccamo e il sindaco Miccichè. Noi eravamo sul posto. Si è svolto questa mattina nell'atrio del Palazzo della Provincia regionale il tradizionale scambio di doni tra il prefetto di Agrigento e le delegazioni dei gruppi di folklore partecipanti alla 77esima Sagra del Mandorlo in Fiore, al 67esimo Festival internazionale del folklore e al 22esimo Festival dei Bambini del Mondo, un'atmosfera di festa, un momento di gioia, di allegria, tradizione e cultura vissuto tra le delegazioni dei gruppi partecipanti al Festival del Folklore di Agrigento, per testimoniare attraverso la danza, la musica, la diversità tra le culture e soprattutto i principi di pace e concordia tra i popoli. Agrigento diventa così un luogo in cui le differenze esaltano lo spettacolo, l'arte, anziché il motivo di odio e di conflitto tra le autorità presenti, anche i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale, la dirigente Antonietta Testoni, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il segretario generale Pietro Amorosia. Ad accogliere i partecipanti, il prefetto di Agrigento e il sindaco della città. Oggi abbiamo voluto innovare anche questa edizione della Sagra. Come vedete, il Palazzo del Governo accoglie gruppi folcloristici all'aperto, perché questa è la peculiarità della nostra terra, che abbraccia le varie culture anche con un clima che è unico al mondo. Quindi il Palazzo del Governo oggi apre le porte a tutti coloro che vengono da varie parti del mondo. Tutto questo nel segno dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto nell'accoglienza delle diversità dei popoli. Questo vuole essere la 76esima Sagra del Mandorlo e questo è l'auspicio perché anche negli anni a venire questo momento di unione possa sempre di più consolidarsi e diventare sempre il punto e l'ombelico del mondo. È la prima Sagra, si aspettava questa manifestazione? È la prima Sagra, con molta emozione, io la sto vivendo in ogni momento, ogni angolo della città è invasa da colori, da danze, di musica. Mi meraviglia la partecipazione, non pensavo che ci fosse questa accoglienza così calorosa. Questo è un plauso a questo popolo, a questa cittadinanza e quindi grazie per l'accoglienza a tutti. Bilancio positivo, ieri sera abbiamo visto in via Atenea tanta gente, gruppi ballare, l'inaugurazione dello street food, oggi il ricevimento qui in prefettura e questa sera l'esordio al Palacongressi dei gruppi. Diciamo che abbiamo ridato la Sagra agli agrigentini, portandola per strada, portando tutte le manifestazioni per strada, e questa è la vera essenza della festa, la comunione, lo spirito di collaborazione, di scambio culturale. Agrigento così non si vedeva da tempo. L'anno scorso ci abbiamo provato, ha funzionato, quest'anno stiamo raddoppiando e triplicando le presenze ovunque
Ieri sera era un bagno di folla da Piazza Pirandello a Porta di Ponte, la gente si divertiva e grazie al nostro servizio d'ordine, ma soprattutto all'intelligenza degli agrigentini, non è successo neanche un incidente. Stiamo rispettando gli orari, le prescrizioni, con una grande collaborazione con le forze dell'ordine. Insomma, il tempo ce la sta dando buona, cosa chiedere di più? Assessore Costantino Ciulla, presente a questo scambio di doni, un bilancio di questi primi giorni di Sagra in attesa poi dello spettacolo conclusivo che ci sarà domenica. Ma sicuramente un bilancio positivo. Il Mandorlo in Fiore ancora una volta si conferma essere la manifestazione più importante per Agrigento, un festival che ha preso, che è un festival antico, ormai 77 anni, quindi una grandissima storicità, un grande evento per Agrigento che è destinato a diventare sempre più grande e sempre più internazionale. L'auspicio che quest'anno sicuramente, nell'anno di Capitale Italiana della Cultura, è che possa essere mandato un segnale forte fuori da Agrigento, dalla Sicilia, e perché no dall'Italia verso il mondo che ha bisogno veramente di pace, e questo è quello che auspico personalmente, perché i conflitti che ci sono ancora oggi in corso sono veramente non belli e dispiace tantissimo. Quindi Agrigento, con questa manifestazione che trova coinvolta sicuramente tutta la città, questi gruppi internazionali che arrivano e condividono gioie, colori, danze, musiche, siano veramente sempre più presenti ad Agrigento nei prossimi anni, e che sia un Mandorlo in Fiore bello anche per gli agrigentini che avranno modo di visitarlo, e per i turisti. Ieri sera teatro sold out per il premio Luca Crescenzo, un bilancio della serata di ieri, avete dato tanti premi. Sì, una bellissima serata anche con la collaborazione delle varie associazioni e dell'Unicef, che hanno voluto dare il premio ai vari gruppi che hanno partecipato al Festival I Bambini del Mondo. Una bellissima serata, abbiamo avuto anche l'apporto dei musicisti agrigentini Giovanni Buzzur e Graziano Mossuto, li ringraziamo per questo e siamo veramente felici di questa edizione del Festival I Bambini del Mondo, e adesso ci saranno le sfilate per Agrigento e naturalmente la passeggiata della pace domani mattina alla Valle dei Templi. Avvocato Taibbi riconfermato per Capitale 2025 alla guida del FAI ad Agrigento, anche oggi presente a questa rappresentazione, a questo incontro dei gruppi. Prefetto. Sì, colgo l'occasione per invitarvi per le prossime giornate FAI di primavera. Il FAI fa 50 anni, Agrigento è Capitale Cultura, quindi sarà un'edizione speciale, e con l'occasione anche votate per i luoghi del cuore. Tra i luoghi del cuore dell'Agrigentino c'è Santo Stefano, l'eremo di Santa Rosalia al terzo posto, e quindi sono tante le iniziative sulle quali siamo impegnati e speriamo di dare così un momento di crescita anche alla nostra. Abbiamo visto il vostro presidente parlare della biblioteca lucchesiana nazionalmente al suo programma. Sì, la biblioteca lucchesiana è nel cuore del presidente, ma nel cuore di tutti noi, e quindi sarà la chicca un po' delle nostre giornate di primavera che presenteremo in conferenza stampa il 19 marzo alle 11 dai Carabinieri. E nel pomeriggio di ieri l'inaugurazione in Piazza Stazione del Mandorlo in Fiore Food Village, un'area enogastronomica con i sapori del territorio, spettacoli musicali e intrattenimenti dal vivo. Oggi siamo qui per mostrarvi il Mandorlo in Fiore Food Village. Siamo alla terza edizione, siamo fieri di impegnarci per questa città. Siamo un gruppo di giovani, un po' così, irrequieti, però facciamo di tutto per questa città, e questo è un piccolo omaggio ad Agrigento, capitale della cultura. Ecco, perché venire allo street food? Dovete venire allo street food perché intanto è la festa del popolo, è un ingresso gratuito, trovate tante aziende, più di 30 aziende provenienti da tutta la regione, tante specialità, dalla carne al pesce, trovate di tutto, panini, insomma tutto quello che c'è di buono nella cucina siciliana lo trovate al Mandorlo in Fiore Food Village. Sono anche momenti di spettacolo, no? Assolutamente sì, troverete sempre musica qui al Mandorlo in Fiore Food Village in Piazza Stazione, a partire dalle band locali. Domani c'è la festa dello studente, tutte le scuole della provincia sono state invitate per questo evento. Domani sera abbiamo un'altra band, poi domenica ci sono i Friends, insomma un bel calendario eventi ricco per stare in compagnia e divertirci in maniera sana e bella. Sono orgoglioso di essere
amico e anche promotore, diciamo, curatore dal punto di vista dell'amministrazione di un evento che ha avuto una risonanza in questi ultimi 3 anni veramente importante. Dietro c'è un impegno importantissimo da parte di questi imprenditori, di questi ragazzi, nonché anche amici, rapporti di amicizia veri e sinceri che ci legano, che da una vita già loro si impegnano per le proprie attività, per l'organizzazione degli eventi. Oggi, 3 anni fa, nasce il Mandorlo Food Village grazie all'inventiva, alla passione e all'impegno e alla determinazione dell'amico Santino Vinciguerra, e io devo dire che ogni anno è riuscito a creare e a portare un valore aggiunto a questo evento. Una manifestazione che sta avendo un ottimo riscontro, almeno stando questi assolutamente un ottimo riscontro. Ogni anno, come dicevo poc'anzi, ogni anno si riesce a portare un valore aggiunto, qualcosa di nuovo che possa attirare in qualche modo la cittadinanza, e oltre, perché vengono da tutta la Sicilia, come è stato dimostrato già nelle scorse edizioni. Quest'anno è Agrigento capitale della cultura, quindi crediamo e speriamo di poter avere una risonanza maggiore. Anche come festa sta avendo un ottimo riscontro. Assolutamente sì, già da un paio d'anni fortunatamente la festa del Mandorlo in Fiore, grazie anche, devo dire, all'impegno dell'amministrazione, di questa amministrazione, dell'assessore Cantone e dell'assessore Costantino Ciulla, l'assessore allo spettacolo, sono riusciti a riportare il Mandorlo in Fiore a quell'importanza, a quella valenza, a quella risonanza che non vedevamo veramente da tanto tempo. E che merita. Che Agrigento merita principalmente. E tra le altre iniziative legate al Mandorlo in Fiore, ieri sera in via Atenea si è svolto lo Street Folk Festival. Il nostro approfondimento. Tra le iniziative legate al 77° Mandorlo in Fiore, ieri sera in via Atenea si è svolto lo Street Folk Festival, l'evento il cui tema centrale è stata la convivialità, volto a celebrare l'incontro tra i popoli e l'accoglienza calorosa di Agrigento verso le culture di tutto il mondo. L'iniziativa ha coinvolto i gruppi folcloristici internazionali che, esibendosi uno per ogni attività commerciale, hanno animato il salotto della città, regalando al pubblico la magia delle loro tradizioni artistiche. I locali di via Atenea coinvolti dall'organizzazione del Mandorlo in Fiore sono stati ambasciatori dell'ospitalità agrigentina, accogliendo cittadini, visitatori e artisti in un'atmosfera di festa e di condivisione. Il momento clou in tarda serata, tutti i performer dei gruppi si sono riuniti nel cuore della via Atenea per un simbolico abbraccio collettivo, testimoniando unità, fratellanza tra le culture internazionali. A rendere l'atmosfera ancora più intensa e frizzante sono stati il DJ Giannino, l'animazione di Pachito Danile, con la partecipazione di Marco Catalano, che hanno trascinato in pista da ballo il pubblico con un mix di musiche etniche. Cittadini e visitatori hanno così partecipato a una serata suggestiva all'insegna della musica, della tradizione, dell'accoglienza e della condivisione. E tra gli appuntamenti di oggi ricordiamo la fiaccolata dell'amicizia che partirà da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria, e in serata lo spettacolo del 66° Festival Internazionale del Folklore che si svolgerà al Pala Congressi, presentato da Leonora Pieroni e da Vincenzo Galluzzo. E sulla sosta selvaggia dei camper in città intervengono i consiglieri comunali dell'ADC Bongiovi, Spataro, Zicari e Vitellaro, che benvengono i visitatori da ogni parte del mondo, ma occorre un maggiore controllo in merito alla sosta che gli stessi effettuano arrivati nella nostra città. Già domenica scorsa abbiamo verificato circa 30 camper che hanno sostato in piazza Ugo La Malfa e si è constatato degrado successivamente al loro passaggio. Altra sosta selvaggia, abbiamo avuto modo di verificarlo, lungo la via Europa. Rimane il fatto che i camper sostano da diversi giorni. Nel rispetto delle regole nazionali vigenti invitiamo l'amministrazione a un maggiore controllo in questo fine settimana e non solo, al fine di garantire un decoro alla nostra città e al rispetto delle regole. E su questa nota stampa interviene prontamente l'assessore Carmelo Cantone affermando come cogliamo l'occasione per ribadire che l'amministrazione comunale è pienamente consapevole dell'importanza di garantire il decoro urbano e il rispetto delle regole, soprattutto in occasione di un evento
di rilevanza internazionale come la Sagra del Mandorlo in Fiore, l'afflusso straordinario di visitatori, tra cui numerosi camperisti, è un segnale evidente del successo dell'edizione 2025 che ha portato in città migliaia di persone, contribuendo all'economia locale e alla promozione turistica di Agrigento. Tutto ciò non significa che sia abbassata la guardia sul controllo del territorio. Invitiamo pertanto i consiglieri dell'ADC a considerare il quadro generale dell'evento che si sta svolgendo senza criticità significative e con un bilancio più positivo in termini di sicurezza, organizzazione e partecipazione. Il confronto, conclude l'assessore Cantone, costruttivo è sempre il benvenuto, purché sia finalizzato al bene della città e non a polemiche sterili. Il consigliere comunale di Agrigento, Angelo Vaccarello, si è rivolto alla segreteria generale del comune e alla presidenza del consiglio comunale affinché la proposta di variante approvata dal consiglio nel luglio del 2022 per costruire il polo per l'infanzia nella ex Villa del Sole sia nuovamente posta all'ordine del giorno perché, rileva il consigliere comunale Vaccarello, in aula l'assessore ai lavori pubblici ha esposto un progetto diverso da quello poi praticato. In particolare, l'assessore Principato ha prospettato una struttura snella prefabbricata in legno, così da adeguarsi alle caratteristiche ambientali del luogo. Vaccarello pertanto sollecita l'adozione di provvedimenti necessari per tutelare la volontà e la condizione espressa da lui stesso in Consiglio Comunale, ovvero che la struttura fosse non impattante, come invece poi è stato, allorché è una struttura in cemento armato e non affatto snella. E continuano gli appuntamenti con i pomeriggi musicali al Circolo Culturale Empedocleo, una rassegna eseguita dagli alunni e dai docenti del Liceo Musicale Empedocle di Agrigento. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Oggi pomeriggi musicali del Liceo Empedocle qui al Circolo Empedocleo. Sì, rinnoviamo l'appuntamento con il Circolo Culturale Empedocleo, sono già diversi anni che abbiamo in atto questa collaborazione perché i nostri studenti si esibiscono grazie ai loro maestri, alle performance che i loro maestri e professori preparano proprio per allietare un po' questi pomeriggi che abbiamo proprio amichevolmente chiamato i pomeriggi musicali. Quest'anno tra l'altro l'appuntamento si raddoppia perché si esibiranno anche i docenti, quindi si rafforza il connubio tra il liceo classico e musicale Empedocle e il Circolo Culturale Empedocleo, che è un'istituzione pulsante nel cuore della città e che da sempre si distingue proprio per la diffusione di eventi di grande rilievo culturale. È bello anche che il liceo esca dalle proprie aule scolastiche, aule che di solito sono deputate appunto alla conoscenza, alla formazione, al sapere, per cimentarsi in altre aule nella stessa medesima diffusione di conoscenza, di sapere, chiaramente in altre forme. Cosa ci faranno sentire, ragazzi? I ragazzi faranno un repertorio molto variegato perché si esibiranno in diverse formazioni da camera, quindi dietro di me intanto vedete già schierati gli studenti del laboratorio flauto traverso e quindi poi dopo di loro si esibiranno altri. Chiaramente non posso svelare il programma, ma è un'occasione irripetibile per ascoltare della musica ad un livello quasi da professionisti. Ripetiamo, sono studenti ma si esibiscono quasi come se fossero dei veri professionisti, sono sicuramente un'eccellenza nel territorio. Ci saranno altri appuntamenti? Sì, gli appuntamenti sono tutti calendarizzati, già siamo a metà del percorso perché da ottobre che poniamo in essere queste iniziative con cadenza mensile, preferibilmente di giovedì, però diciamo che è bene che anche nei social, attraverso le televisioni, vengano divulgati questi appuntamenti, chiunque può prenderne visione. Anche voi docenti vi esibite? Sì, quest'anno abbiamo introdotto questa novità in questa terza edizione dei concerti al Circolo Empedocleo. Questa sera si esibiranno gli alunni. Le settimane scorse e nei prossimi appuntamenti si esibiranno anche i docenti. Abbiamo sperimentato questa formula che ha riscosso un bel successo. Sì, c'è tanto entusiasmo, vedo ragazzi carichi. Questo per i ragazzi è un appuntamento sicuramente molto importante perché iniziano ad affrontare un pubblico, iniziano ad esibirsi e questo fa sì che loro crescano molto sotto questo punto di vista emozionale e nell'affrontare ovviamente la preparazione di un concerto e il pubblico stesso.
E i carabinieri di Raffadali bloccano i ladri dopo il furto in una concessionaria di 6 motociclette, arrestate 7 persone a Siculiana e recuperata la refurtiva. Il nostro servizio. Prosegue senza sosta l'azione dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento contro i reati predatori. I militari della stazione di Raffadali hanno arrestato in flagranza di reato ben 7 persone di nazionalità italiana, compresa tra i 60 e i 17 anni, ritenuti responsabili del furto di 6 motocicli ai danni di una concessionaria raffadalese. L'intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112. Gli operatori della centrale operativa hanno immediatamente allertato le pattuglie sul territorio che si sono portate sul luogo del furto. Gli autori del reato, dopo aver forzato il cancello e la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno prelevato i motocicli in esposizione caricandoli su di un furgone parcheggiato all'interno dell'area della concessionaria per poi darsi alla fuga. Immediatamente sono state attivate le ricerche che hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto della merce rubata e un altro mezzo di appoggio con cui i malviventi stavano cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccare i sospettati nel territorio di Siculiana. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi strumenti atti allo scasso come guanti, passamontagna e anche un coltello. Il coordinamento delle pattuglie impiegate nel servizio di controllo del territorio e la rapidità dell'azione hanno consentito così di recuperare l'intera refurtiva che è stata prontamente restituita al proprietario. Il risultato operativo testimonia l'impegno dell'Arma nel garantire sicurezza e tutela del patrimonio dei cittadini. Gli arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Agrigento e presso l'Istituto Penale per Minorenni Malaspina di Palermo in udienza di convalida, come disposto dall'autorità giudiziaria. E la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato ben 400.000 articoli di bigiotteria non sicuri. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito dell'azione di contrasto ai traffici illeciti anche in ossequio alle disposizioni della locale prefettura, hanno sequestrato circa 400.000 articoli non sicuri pronti per essere messi sul mercato. L'operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta, effettuata in 2 esercizi commerciali gestiti da cittadini di origine bengalese, e ha consentito di rinvenire numerosi prodotti consistenti in articoli di bigiotteria di varia natura, non idonei al commercio secondo le disposizioni del Codice del Consumo, il cui valore commerciale si aggira intorno ai 100.000 euro. Gli articoli sopra indicati sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla loro sicurezza, alla qualità, alla composizione, all'origine dei prodotti ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 500.000 euro. L'operazione del servizio condotta dalla Guardia di Finanza conferma il costante impegno del Corpo nell'attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali. Gli articolati interessi della mafia catanese nella provincia di Messina. Abbiamo sentito in merito Francesco Curcio, procuratore di Catania. I colleghi di Messina. Il clan aveva base nella provincia di Catania, ma eseguiva le attività finalizzate alle estorsioni e al traffico di stupefacenti nella zona turistica, diciamo da Giardini Naxos, Taormina, nel distretto di Messina. Da qui è nata questa sinergia con i colleghi di Messina e tra le forze di polizia di Catania e Messina. Quindi diciamo, dove ci sono i soldi, dove ci sono gli affari, là si spostano, nessuno può pensare di rimanere immune, diciamo così. Non c'è stata collaborazione da parte delle vittime? Guardi, sono stati registrati casi di estorsioni che si sono quasi succedute di generazione in generazione, per cui ci si presentava dopo anni, anche dopo che era già stata accertata quell'attività estorsiva, per continuare a farla, e purtroppo registriamo che le vittime di questi reati si ritengono sudditi e non cittadini, perché un cittadino dovrebbe reagire e denunciare, cosa che non è avvenuta. In che modo si è attenzionata l'attenzione di questi clan alle elezioni regionali del 2022 e poi come sono sfociati sul piano pratico nell'inchiesta?
Sì, è emerso che vi è stato l'appoggio, nel senso di un'attività di propaganda, di appoggio elettorale da parte di 2 esponenti dell'organizzazione Cintorino in favore di una persona che si presentava ma poi non è stata eletta per le elezioni regionali del 2022. Un'indagine partita da una rapina a mano armata ai danni di un esercizio commerciale nel territorio di Taormina, che ha determinato poi l'avvio delle indagini da parte della compagnia dei carabinieri appunto di Taormina, si è arrivati con sagacia e lungimiranza investigativa ai risultati di oggi, che mettono in evidenza quanto sia importante per le direzioni distrettuali antimafia in Italia in generale, in particolare su questo territorio, che collaborano tra di loro. E perciò ho detto una bella giornata, perché grazie alla saggia interpretazione del ruolo di coordinatore dal punto di vista nazionale del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure di Messina e di Catania, dunque le direzioni distrettuali antimafia delle 2 procure, sono entrate in sinergie fra di loro, scambiandosi atti, informazioni, riflessioni, scambiandosi anche i sostituti. Si conferma come il territorio messinese sia appetibile anche da mafie e da organizzazioni criminali di fuori provincia? Questa indagine mette in evidenza e conferma il dato che stiamo registrando da diversi anni, che Messina, fascia ionica, fascia tirrenica, ma anche Messina centro, rappresenta un crocevia delle mafie, dell''ndrangheta, di Cosa Nostra palermitana, Cosa Nostra catanese. E questo crocevia determina ovviamente le proprie ricadute sugli assetti degli equilibri criminali e determina anche delle ricadute su quella che è la morfologia delle organizzazioni mafiose, perché risentono non soltanto di queste caratteristiche di Cosa Nostra, ma nel tempo le organizzazioni mafiose messinesi si affrancano da quelle palermitane e catanesi per assumere delle fisionomie proprie, con caratteristiche mafiose. E questo è venuto proprio fuori dall'indagine, perché sul territorio di Catania insisteva evidentemente una parte dei soggetti esponenti del clan Cintorino, che però aveva assunto una propria autonomia e che aveva organizzato questo narcotraffico avvalendosi del metodo mafioso e per favorire il clan Cintorino, perché ovviamente i grossi proventi derivanti da questa attività del narcotraffico andavano a rifluire nelle casse del clan di Cosa Nostra catanese. Linea alla regia per la pubblicità. A Palermo inaugurati i nuovi locali dell'osservazione breve intensiva, del pronto soccorso, del presidio ospedaliero Villa Sofia, dell'azienda ospedaliera riunita del Cervello, presenti il governatore Schifani e l'assessore alla salute Faraoni, i colleghi di Palermo. Uno dei tanti passi importanti che stiamo portando avanti in questa legislatura, ne porteremo avanti tanti altri, siamo fortemente concentrati sul completamento di tutte le opere PNRR, sull'abbattimento delle liste d'attesa. A breve esamineremo il lavoro già del primo anno di attività dei direttori generali sulla riduzione delle liste d'attesa, sulla qualità dell'assistenza che sono tenuti a dare sia i direttori generali ma anche i sanitari. A noi sta a cuore la salute dei cittadini sopra ogni vicenda di carattere politico, istituzionale ed altro. Per me prima la salute dei cittadini e poi tutto il resto. Abbiamo un bando aperto per quanto riguarda il reclutamento comunque di medici da qualunque parte del mondo e questo bando aperto sta cominciando a dare i risultati. Un fatto è certo, che la mia amica Maria Bernini finalmente ha visto bene nel togliere l'accesso limitato alla facoltà di medicina
perché oggi se mancano i medici paghiamo errori del passato. Che questa è un'opera di vitale importanza per tutta la città di Palermo, ma non solo per la città di Palermo. Noi ricordiamo che questo ospedale è stato un ospedale di riferimento per decenni anche di altre province della nostra regione. Ho potuto realizzare tutto questo in pochissimi giorni. Hanno fatto turni domenicali, festivi, notturni, pomeridiani, tutto in una intensità di interventi che ha potuto portare così breve tempo alla realizzazione dell'opera. Quindi da parte dell'assessorato, ma penso anche da parte della Presidenza, va il riconoscimento al commissario straordinario Alessandro Mazzara, ma va il riconoscimento anche a tutta la platea degli operatori che lo hanno collaborato nel compimento di quest'opera. La risposta concreta c'è già in corso per Trapani, perché penso che la prima risposta concreta sia quella di avere esaurito, e lo stiamo facendo, nella giornata di domani trarremo la riga della conclusione, compiere tutte le attività necessarie alla popolazione, quindi gli esami con la lettura finale di tutti i vetrini che erano stati già formattati e che in questo momento sono anch'essi in lavorazione presso diverse aziende. Il sistema sanitario regionale ha dimostrato di saper intervenire massivamente. Sciopero a oltranza a Palermo da parte del rider, una categoria sottoposta a continue aggressioni e rapine, con condizioni lavorative di estremo disagio al centro del dissesto. I colleghi di Palermo. Sicurezza, sicurezza, sicurezza. Un lavoro sempre più complicato, siete anche vittima di continue aggressioni e violenza. Assolutamente sì, abbiamo paura di lavorare perché ci sono questi gruppetti di ragazzini che ci aspettano, fanno l'ordine che non è vero, noi arriviamo lì, ci minacciano e ci vogliono sottrarre il mangiare, il cibo, quello che è. Ma questa cosa non va bene, ci vuole qualcosa di un deterrente per poter fermare. Io avevo proposto di chi fa l'ordine sulla piattaforma Glovo specialmente, di avere un'identità vera, magari identificarsi con qualcosa, un'autenticazione tipo lo SPID o qualcosa del genere. E dopo 30 anni di lavoro l'azienda ha chiuso e sono rimasto per strada. E con questo lavoro insomma tiro avanti. Ma manca la sicurezza. Urca se manca la sicurezza. Ci alziamo la mattina per portare il pane a casa per i bambini con la consapevolezza che può succedere qualcosa, però dobbiamo essere sempre positivi. Purtroppo questa città sta diventando invivibile perché non c'è rispetto per chi lavora. Le strade che sono invivibili, incivili, tutte piene di buche e rischiamo la vita sul serio, perché quando c'è l'acqua e la pioggia queste buche si riempiono d'acqua giustamente e noi non li vediamo camminando col motore, soprattutto se siamo dietro a un veicolo, abbiamo un veicolo davanti, non lo vediamo e andiamo a fine dentro le buche e rischiamo veramente di farci male. Sì, è un movimento nato quasi spontaneamente dai rider perché la situazione era ormai disperata. Il continuo abbassamento delle tariffe da parte delle piattaforme di food delivery e continuano a utilizzare soprattutto il rider come lavoratori autonomi non era più sostenibile. Guadagnare 2,70 € lordi per una consegna che per un rider con partita IVA significa 1,20 € di retribuzione netta, costringe questi lavoratori a rischiare la propria vita per le strade. Oltretutto si sta verificando un fenomeno, soprattutto nella città di Palermo, delle continue aggressioni ai rider. Quindi che cosa chiediamo noi? Un tavolo tecnico per ottenere più retribuzione, più bonus per il rider, più sicurezza e più diritti, perché questi lavoratori devono avere tutti i diritti, tutte le tutele di qualsiasi altro tipo di lavoratore. I rider in questo momento sono uno spaccato, un microcosmo del precariato che esiste in questo momento in Italia. In questo momento abbiamo avuto soltanto il contatto da parte di un nostro rappresentante che è un RSA a livello territoriale ma anche nazionale della piattaforma di food delivery, ma ancora ufficialmente non è stato convocato un tavolo tecnico e fino a quel momento i rider non hanno intenzione di fermarsi. Passiamo alle notizie sull'Agragas e sul ritiro della squadra arriva un documento dei tifosi della Curva Sud che afferma come si sia toccato il livello più basso e mortificante della storia dell'Agragas, umiliata e condotta e portata attraverso una lenta agonia fino a farla scomparire.
Sulla nota replica anche l'onorevole Pisano: ha fatto tutto il possibile per evitare l'epilogo che si è concretizzato come sappiamo. Il mio contributo attraverso sponsorizzazione e coinvolgimento di amici ed elargizioni personali ha ammontato oltre 60.000 euro. Sosterrò sempre la squadra come ho fatto e continuerò a fare. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. La confusione regna sovrana in casa del gigante e queste cose non sono passate inosservate agli occhi dei tifosi, specie a quelli della Curva Sud, che a loro volta hanno diramato un proprio comunicato di cui pubblichiamo alcuni passaggi. Si scrive: il livello più mortificante della storia dell'Acregas, ha nome e cognomi ben definiti, un fantomatico patrone con un paio di collaboratori, compreso qualche politico. Nei loro rispettivi ruoli hanno permesso che la nostra amata Acregas venisse umiliata e condotta ad una lenta agonia, sino a farla scomparire. Ci sentiamo di svolgere un pensiero a tutte quelle piazze calcistiche, conclude il comunicato, in sintesi, che a causa del nostro ritiro dal campionato vedranno compromessi i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto il nostro pensiero va a quelle tifoserie amiche o con le quali ci contraddistingue un rapporto di reciproco rispetto. Noi non molleremo mai, ai nostri nemici diciamo solamente che torneremo più carichi di prima. Ma la cosa assurda è che appena qualche settimana fa il patron Deni aveva dichiarato che non avrebbe, che avrebbe anzi sistemato tutto prima di lasciare l'Acregas, specie nell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Se è vero che non c'erano più soldi nelle casse della società, e vista l'importanza di non perdere un titolo sportivo glorioso come quello biancazzurro, considerata anche la disponibilità del gruppo di giocatori staff di proseguire ad oltranza, frapponendo agli interessi economici la dignità, si doveva proseguire così fino alla fine. Ma così purtroppo non è stato. In serata invece arriva un comunicato stampa dell'onorevole Pisano che tiene a chiarire. In riferimento al comunicato diramato dalla Curva Sud sulla vicenda Acregas, ritengo opportuno intervenire per fornire alcune precisazioni. Pur comprendendo e rispettando l'amarezza e il dispiacere espressi dai tifosi, desidero sottolineare di avere fatto tutto quanto fosse nelle mie possibilità per evitare l'epilogo che purtroppo si è concretizzato e che tutti conosciamo. La tutela della dignità sportiva della città è sempre stato il mio obiettivo primario. Per questo motivo ho intrapreso una serie di iniziative volte a garantire un futuro alla società biancazzurra, sebbene nonostante l'impegno profuso non abbiano prodotto gli esiti sperati. Ritengo che il rispetto per la squadra, per i suoi tifosi e per l'intera città imponga di affrontare questa vicenda con serietà e responsabilità. È ciò che ho sempre fatto e che continuerò a fare, prima da deputato e poi da appassionato tifoso dell'Acregas. Conclude così il comunicato stampa dell'onorevole Calogero Pisano. Il presidente della FIGC, Angelo Caramanno, fa il punto sul campionato di prima categoria. Il collega Lentini. Mancano alcuni mesi alla conclusione della regular season. Facciamo il punto sulla terza categoria e sugli altri campionati che interessano juniores e allieve con il presidente della FIGC di Agrigento, Angelo Caramanno. Sì, siamo quasi all'arrivo dei vari campionati e delle varie attività. Partiamo dall'attività di base che dopo la prima fase autunnale conclusasi con tante attività che abbiamo fatto, con i primi calci, pulcini, esordienti, insomma tutte le attività che sono nell'attività di base. Adesso abbiamo fatto di nuovo l'iscrizione e il calendario per quanto concerne la fase primaverile. Devo constatare con piacere che abbiamo avuto in questa fase primaverile un numero di squadre in più iscritte per la partecipazione a questa attività, quindi diciamo che cresciamo sempre di più e abbiamo molto interesse da parte della società per queste attività che noi proponiamo e svolgiamo durante l'anno. Poi per quanto riguarda tutti gli altri campionati stanno seguendo tutto l'iter normale dei vari campionati, quindi partendo dai giovanissimi
allievi e juniores, campionati molto competitivi, molto agguerriti, campionati che veramente di spessore, e quindi questo ci inorgoglisce come delegazione. Poi andiamo alla terza categoria, che è il nostro campionato principale, una terza categoria a detta di tutta la regione, una delle più belle, una delle più, diciamo, esaltanti. Basta pensare che nell'arco di 4 punti ci sono 6 squadre che lottano per vincere il campionato, squadre molto ben formate a livello di organico. Ci sono calciatori che potrebbero benissimo vestire le maglie di squadre di eccellenza, promozione, ma per motivi diversi, di lavoro, di studio, preferisco giocare nella squadra del proprio paese, e quindi diciamo che questo permette di alzare il livello di questa terza categoria, che tutto ha il nome solo terza categoria, ma tutto ha tranne che terza categoria, perché ripeto, io vado a vedere le partite e mi diverto forse più di altre categorie di livello superiore, quindi diciamo che siamo contenti. Aspettiamo il campionato e poi ci accingiamo nella fase finale ad organizzare i playoff, perché ne salgono 2, uno che vince il campionato e la vincente dei playoff. E quindi diciamo che siamo contenti di ciò che stiamo facendo in provincia di Agrigento per quanto riguarda tutta l'attività. Sentiamo ora una dichiarazione del coach della Fortitudo Agrigento relativamente all'ultima partita dopo il derby giocato con il Ragusa, che si è conclusa con il risultato di 69-69 per la squadra di casa del Ragusa. Si sa che i derby sono sempre partite complicate, cosa non ha funzionato questa sera? Ma oggi sicuramente la parte peggiore della partita è la scarsa fame con cui abbiamo approcciato e con cui abbiamo gestito momenti un po' più importanti della partita. Siamo tornati 2 volte a contatto e per 2 volte siamo stati risputati indietro per dettagli, per un'uscita su un blocco, per un tagliafuori non fatto, e questo ovviamente in una partita di questo tenore lo paghiamo. Può aver influito la partita contro Imola, l'allenamento, il ritmo dell'opera appena giocato, la trasferta? Questo è il nostro lavoro, e loro hanno giocato lo stesso con piacenza, voglio dire, ora siamo abbastanza abituati a giocare partite con una certa frequenza nonostante le trasferte. Sicuramente le assenze ci tolgono un po' di energia, un po' di rotazione, un po' di brillantezza, però bisogna fare con quello che abbiamo e finora lo abbiamo fatto, oggi no, quindi rimandato. Oggi una bella compagnia di pubblico, oltre 70 tifosi in trasferta da Ragusa, vuoi dire qualcosa al pubblico? Sì, ti ringrazio per il sostegno, per il calore che per certi versi è entrato di giocare in casa, dispiace di non essere riusciti in una partita così importante con questo seguito di dargli una soddisfazione. Domenica stop in causa proprietaria, ci rivediamo al Paolo del 2023. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare intanto di vedere se riusciamo a recuperare gli infortunati, di staccare un attimo perché ne abbiamo bisogno sia per nella testa sia nel corpo, e poi ricominciare a vedere. Ora ci mancano 6 partite, sono tutte complicate, sono tutte difficili, però abbiamo l'opportunità di agganciare i playoff e quindi dobbiamo provarci con tutte le nostre forze. E questo è tutto per l'appuntamento odierno di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale digitale terrestre 268 per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.